Eccoci con Federica Tisatto, allenatrice pallavolo Padova Under 14, uscita sconfitta 3-0, è vero, dal Palaverde in finale contro Volley Treviso, però quel primo set 30-28, se vincevate quello era tutta un'altra partita. Federica? Non lo posso dire, mi sarebbe piaciuto provare a viverlo, quello che mi stai chiedendo, mi sarebbe veramente piaciuto, perché anche secondo me qualcosa forse sarebbe cambiato, sicuramente lo spirito e la voglia di provare a giocare ogni pallone che con il tempo è andato via via scemando e quindi abbiamo fatto sempre più fatica, abbiamo lasciato un po' meno andare la partita così e l'hanno fatta da leoni poi alla fine. All'inizio, o meglio nel pre-partita, avevi detto che bisognava lottare su ogni pallone al 100%. C'è stata questa risposta della squadra nel primo set e poi, come hai detto, è andata via via scemando. Psicologicamente quanto ha influito il primo set? Ha influito parecchio, perché effettivamente, come mi aspettavo, se noi giocavamo pallone su pallone con tutta la voglia, un risultato diverso poteva starci, un risultato anche forse solo a livello morale, nel senso che potevamo arrivare anche sconfitti alla fine, però arrivavamo con un morale diverso e con la coscienza, tra virgolette, a posto di aver fatto tutto quello che potevamo fare, con i nostri limiti, visto che effettivamente siamo arrivati anche a ranghi ridotti per 2 infortuni avvenuti in settimana. Anche a te, come a Diego Martin, chiedo che bilancio trazzi di questi primi mesi della stagione 2012-2013? Come dicevo prima, volevo veramente tracciare un bilancio perché è uno step importante questo della Coppa Veneto, però effettivamente arrivando così un pochino in emergenza con la squadra ridotta non posso effettivamente fare un bilancio vero e proprio e veritiero. Comunque sono contenta perché se siamo arrivati effettivamente in finale e se ogni volta che si trova a Treviso vuol dire che qualcosa di buono si è fatto. Allora, in bocca al lupo per il resto della stagione a Federica Tisatto e buone feste alla Pallavolo Padova, visto il periodo. Grazie anche a tutti voi.